esistono modi pratici e casalinghi per individuare le streghe, anche se bisogna tener presente che puttane desquerte, ma streghe querte. La femmina puttana te a conosci, ma la striga non se fassie, perché si sconta. Una volta gai era una vecetta, era grande così, e la stregà una persona. Sta persona la gavò in mente che ea sia striga. E cosa che ha fatto? Agacciapà 3 grani de fava. Una volta che era la fava, adesso non aghisepì, la fava la si secca, più sull'acqua che sta, più si sgionfa. E ora ha messo 3 grani sull'acqua santa incesa. Quando che a fava si sgionfava anche a striga. Cosa ne ha fatto sta vecetta? Mesio era non soio, dava drio al prete e faceva tutti i lavori di accesa. Mesio era incesa, che poi è accesa, e la vecetta se andava a tirar via 3 grani di fava dentro a pia dell'acqua santa. No, gadito, te assi là, gadito, non sta a toccar. No, gadito Riccardo, il nome Riccardo Mesio. No, Riccardo, perché mi vedo de crepare, a me vedo de morire. Bisogna. E l'ora aveva detto, ti bisogna che te fei che quea che te ghe striga addivente come prima, che te a deliberi. Ma Riccardo, no, se no l'acqua santa non te attucchi. La fava sull'acqua santa non te attucchi. Beh, Riccardo, e ora farò così. Quando che ti te ghe deliberà quella persona che ti te ghe striga, te vieni qua e te tiri via i 3 grani di fava. E così l'ha fatto.